Buongiorno da Portoviro, nella località Porto Levante, ripresa del servizio di trasporto fluviale tra Porto Levante ed Albarella. Una scommessa vincente per il turismo slow e green nel Veneto. L'importanza è strategica perché sia Rosolino, ma anche la collega Portoviro, ma tutti i comuni del Delta del Po stiamo remando nella stessa direzione per evocare il nostro territorio al biketurismo e di conseguenza dove i confini naturali, in questo caso il Po di Levante, non permette una biciclettata continua, noi abbiamo superito con questo passo, con questo traghetto, che tra l'altro anche dal punto di vista turistico è anche bello proporre, anche se breve, un po' di navigazione e congiungiamo tutti i nostri comuni. Ringrazio in particolar modo la Regione Veneto che ha creduto in questo territorio, ha creduto in questo progetto, e ringrazio anche la provincia di Rovigo che naturalmente ha permesso, con la collaborazione di entrambi i comuni, di farlo diventare una linea di trasporto pubblico. Assolutamente importante perché va a congiungere due macro aree dove noi stiamo spingendo piste ciclabili, turismo slow e tutto quello che è il nostro parterre di ospitalità e di offerta turistica, quindi questo traghetto ha assolutamente una funzionalità improrogabile e inderogabile. Noi abbiamo intanto creduto fortemente in questa iniziativa che è al suo secondo anno di sperimentazione e l'intendimento è stato quello di formalizzare e di ottimizzare un servizio che si svolgeva in quanto richiesto, ma che aveva bisogno appunto di questa formalizzazione, di questa ottimizzazione che adesso lo rende a tutti gli effetti veramente un servizio di trasporto pubblico locale che per noi e per questo territorio in particolare è fondamentale. Io ci ho creduto perché ci avete creduto voi, ok? Cioè la regione, io non ho nessun problema a finanziare sperimentazioni sul territorio nel momento in cui vedo che il territorio, i sindaci e le varie associazioni ci credono. Questa era una sperimentazione da fare, una sperimentazione biennale, confido insomma che diventi strutturale, che dall'anno prossimo non si parli più di sperimentazione. Come primo anno i numeri ci hanno dato ragione che comunque è un collegamento interessante, sicuramente il binomio bici-acqua è un binomio che ha ancora più fascino del bicitreno, ok, in un certo senso, perché comunque è un'esperienza molto particolare. Avanti tutta, godiamoci questa possibilità.